torre per G2, cavallo per F5, torre per B2. Ora un pedone passato, ma ho visto già da prima una combinazione di matto. Cavallo H6 scacco. Ora su Re F8, torre F7 e vinco. Re H8, ora G4. Ora non mi devi spingere in G5. Perché? Diciamo che lui prende in H2, no? Gioco G5. E ora se il cavallo si sposta, gioco torre A8, Re G7, torre G8. Questo era lo schema di matto che avevo visto. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Matto Scacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici di Matto Scacco. Era da un po' che non riuscivo a fare video. Sono qua nell'isola canaria di Tenerife, nel municipio di San Cristobal de la Laguna, dove si è giocato un torneo internazionale. Purtroppo all'inizio del torneo mi ha sorpreso un'infezione non contagiosa, quindi che non era un pericolo per gli altri partecipanti, ma che mi ha fatto giocare vedendo le stelle, con dolori lancinanti anche fino ad oggi. Nonostante questo, soprattutto nelle ultime partite, anche con il trattamento che iniziava a fare effetto, sono riuscito a mantenere la concentrazione, stringere i denti e tra dolori grandissimi giocare, e ho finito con un bel 2 su 2, un guadagno di una decina di punti elo. E ora è tutto molto a caldo questo commento, non ho ancora controllato bene le partite, non so ancora la classifica, non so se ho il podio, oppure non so se magari lo spareggio tecnico mi metterà alla fine, no, non lo so. Comunque 7 su 9 è un bel risultato. Vediamo ora le ultime due partite, nella prima delle quali oggi vedremo l'ottavo turno, dove ho vinto grazie, non sapevo l'apertura, e ho vinto grazie alla massima un pedone, un pedone. Ho proprio pensato ai consigli che davo nei video per invogliare appunto a prendere il pedone a costo di indebolire leggermente il mio arrocco. Giocavo qua contro il maestro internazionale tedesco Matthias Schröder di 4, cavallo F6, C4 e 6. Qua gioco G3 per giocare le catalane varie, no? Che sono di moda da quando Carlsen l'ha giocata nei Pugnacci nell'ultimo campionato del mondo. D5, alfiere G2, alfiere B4, scacco. Ecco qua, visto che avevo giocato recentemente alfiere D2, ho giocato cavallo D2 per cambiare, ma senza sapere molto, quindi sorprendendo me stesso, il mio avversario ha giocato C5. Io non conoscevo C5, una mossa molto minore. Naturalmente bisogna giocare differentemente da come ho giocato io, ma ho giocato C per D5 e per D5, D per C, alfiere per C, forzando la creazione di un pedone isolato. Al motore non piace molto perché effettivamente il nero attivo, questo cavallo starebbe meglio in C3. Avrei dovuto giocare in modi differenti in apertura, ma non sapevo cosa fare, dovevo cercare una soluzione pratica, e anche se magari al momento il computer dice che la posizione è ok, cosa che uno non sa in partita ma lo può intuire che il nero sta bene, nel lungo termine la debolezza in D5 potrebbe risultare noiosa per il nero. Ho giocato cavallo B3 per attaccare l'alfiere, alfiere B6, cavallo F3, arrocco, arrocco, cavallo E4. Ecco, purtroppo il pedone in D5 aiuta il cavallo ad avere questo forte avamposto, che tra l'altro mi blocca un po' anche la diagonale del mio alfiere. Cavallo B4, un concetto molto importante, bloccare quando si gioca contro il pedone isolato. Quando si gioca contro il pedone isolato, i concetti più importanti sono l'attacco diretto contro tale pedone, il blocco di tale pedone in modo che non avanzi, e anche il cambio dei pezzi leggeri se possibile. Il mio avversario gioca torre 8, gioco alfiere 3, alfiere G4, l'avversario gioca attivo, e qua gioco torre C1 per evitare cavallo C6. Ecco, qua gioco torre C1 per evitare cavallo C6 e il mio avversario mi gioca cavallo C6. Incredibile. Cavallo C6 mi ha giocato, io mi aspettavo un'altra mossa. Non so, donna F6. Cavallo C6 lascio un pedone di presa, io potrei prendere in C6, ma se prendo in C6 due volte, anzi se prendo in C6 e poi prendo in B6, lui prende con la donna e difende C6, D5 non è più debole a due pedoni compatti.
Se io prendo in C6 due volte, poi lui mi prende in E3 e mi rovina la struttura. E ho i pedoni molto deboli intorno al mio re. Ho pensato molto, alla fine ho detto, un pedone è un pedone, no? Un regalo non si può rifiutare, magari non avrò più occasioni di vincere la partita. Quindi cavallo per C6, punto esclamativo. B per C6, torre per C6. Ora lui gioca prima donna di 7, attacca la torre, poteva anche giocare subito alfiere per E3, era uguale. Torre C2, alfiere per F per. Ora i pedoni doppiati, ma meglio avere un pedone doppiato che non averlo. Quindi meglio se il pedone è doppiato in più, no? Meglio che sia debole in più, no? Piuttosto che non avere un pedone debole e che ci siano i pedoni pari. Il quale adesso... E poi, no, ma poi a parte gli scherzi, sono anche forti sulle case scure. Posso giocare cavallo di 4, cavallo di 5, la colonna C e la colonna F. La torre in C2 difende magnificamente 2. Gioca torre di 8 e gioco donna di 4. Donna E7 per fare pressione sulla colonna E. A questo punto varie mosse, gioco torre C1 perché voglio giocare sulla colonna C, voglio andare a catturare il pedone A. E allora gioco a cavallo F6 con l'idea di attaccare le mie debolezze e qua gioco torre C7, cedo il pedone in E3, trasformazione del vantaggio perché ora a questo punto la torre in settima fortissimo, la maggioranza di 5 più debole di E2, sto molto meglio. Probabilmente la mossa più forte di tutte era H3, perché? Perché se l'alfiere per esempio va via, non so qui, gioco cavallo di 4, ora ho una conformazione molto forte, anzi gioco prima magari re F2, anche, giocare re F2, cavallo di 4 in un modo di attaccarmi E2. Se gioca alfiere per F3, alfiere per F3, questa conformazione si difende reciprocamente e poi gli cade a 7. Dopo cavallo di 4, che comunque va bene, difendo E2, il mio avversario gioca torre E8, allorché avrei potuto difendere E2, ma gioco torre per A7. Ho votato torre per A7, lui prende in E2, ecco ora siamo in una situazione dove il materiale è ancora pari, ma io ho due pedoni in più, due pedoni passati nell'ala di donna, che sono due ottimi candidati alla promozione. Ora probabilmente avevo altre mosse, ma ho deciso di attivare il cavallo, perché magari il cavallo, non so, vuole andare in D6, cose così. Lui ha giocato torre 3 e 6, torre e 1. Notare che qua le mie idee possono essere, non so, in alcuni casi cavallo di 4 con attacco doppio, cambiare tutto e poi spingere i pedoni. Oppure se non fa nulla, se gioco una mossa qualsiasi, io posso anche semplicemente spingere B4 a 4, andare a donna, il pedone su non può avanzare. Una posizione fantastica qua. Lui gioca alfiere di 3, non regge la tensione, e ora... Però è sbagliata questa mossa, perché ora semplifico. Se lui cattura di torre, io posso dare scacco. E ora, se lui gioca cavallo E8, a questo punto posso vincere. Come posso vincere? Per esempio, prendo in D5, no? Anche se lui semplifica, prendo in D5 e ora un pedone in più e due pedoni passati. Qua centralizzo il re, spingo i pedoni. Allora il mio avversario prende in E6 e qua prendo in G7. E ora guadagno un pedone. È vero che il cavallo sembra intrappolabile, ma ho un attacco doppio, quindi probabilmente guadagnerò un secondo pedone. Il mio avversario gioca torre C8, probabilmente le sue speranze erano legate ad attacchi di matto che non ci sono. Perché? Perché prendo in E6 e ora il mio re si centralizzerà, cioè lui può continuare a perseguirmi con gli scacchi, ma io attivo il mio re. Lui continua ad attaccare, io attivo il mio re. Nel finale è importante attivare il re, che ne so, potrei giocare re E5, alfiere per D5, supportare i miei pedoni con il re, creare reti di matto contro il suo di re, con tutti questi pezzi. Quindi il bianco vince. Lui ha giocato torre C2, re E3. Se lui prende in G2 io prendo in D3, è un finale vinto con vari pedoni in più e re attivo. Lui ha giocato alfiere F5, cavallo di 4, il mio alfiere impresa ma semplifico. Torre per G2, cavallo per F5, torre per B2, ora un pedone passato ma ho visto già da prima una combinazione di matto. Cavallo H6 scacco, ora su re F8, torre F7 e vinco. Re H8, ora G4, ora la mia idea è spingere in G5. Perché? Diciamo che lui prende in H2, no? Gioco G5. E ora se il cavallo si sposta, gioco torre A8, re G7, torre G8. Questo era lo schema di matto che avevo visto. Il controllo tutte le caselle al suo re. Quindi lui qua ha giocato D4 scacco con un piccolo trucchetto. Se catturo in D4, magari prende in G4 e se prendo mi fa l'infilata. E gioco re D3 per mantenere la rete di matto.
E già potrei vincere lentamente col pedone A, ma questo è già sufficiente. Il mio avversario G5, cavallo via e torre A8 e torre G8, una volta che il cavallo scompare, no? E lui ha giocato torre G2 per impedire G5, peccato che G5 non la impedisce. G5 è lo stesso, perché il nero abbandona. In caso di torre per G5, cavallo F7 guadagnando la torre. Se il cavallo si sposta, come già detto, scacco e matto. Su cavallo E8, torre A8 e guadagno il cavallo. Su cavallo G8, torre A8 come minimo, e dopo torre per G5 semplifico tutto, entrando in un finale di pedoni vincenti, anche così. Ho il pedone A, lui può andare a parare il mio pedone A, ma allora io andrò a vincere col suo pedone H. Una partita interessante e nel momento critico, ricordatevi, ho pensato un pedone è un pedone. Vedremo nel prossimo episodio sobre questo torneo la partita dell'ultimo turno. Grazie, alla prossima!